Comunque è sera, io sto registrando di sera. Benvenuti in questo nuovo video. È un video spesa, sono ancora con la giacca, ce la farò a finire il discorso. Sono ancora con la giacca perché siamo quasi appena arrivati. C'è freddo in casa perché io avevo acceso il riscaldamento, sì, certo. C'erano le pile scariche del termostato, quindi io l'avevo messo ad andare, ma poi il riscaldamento non è partito e me ne sono accorta arrivata a casa. Ebbene sì, anche qua da noi c'è il negozio Aldi, è arrivato, non qua, a Belluno, quindi un po' distante. Per chi non mi segue da tanto, Belluno circa 50 qualcosa chilometri di distanza. Se sentite qualcosa in sottofondo è la stufetta, me la sono messa di qua che così mi arriva un po' di aria calda. Il totale di questa spesa è di euro 127, eccolo qua, 127,57. Come negozio Aldi non mi è dispiaciuto, devo dirvi, sinceramente non ha tanta scelta. In Francia ha preso questo, scorta Twix, la scorta di Twix. Pepe, ho la maglia bianca, però fatti salutare. Ma come sei composto, Bubi? Quella è la friggitrice ad aria. Non iniziare a far pane, io devo mettere via la spesa, cioè devo fare il video spesa, non mettere via. Ho preso questa mortadella perché è affettata sottile sottile. Io odio la mortadella tagliata grossa, non riesco a mangiarla, mi sa di plastica, non ce la faccio, ho bisogno che sia tagliata sottile. Questa devo dirvi che è tagliata abbastanza sottile, non so se sia buona, vabbè. Poi prosciutto cotto light e sempre della stessa linea lo speck delle Alpi. Questo, 1 chilo di verdure, sono il tris di verdure. Cosa sono? Carote, broccoli e cavolfiori. Qui ci sono dei tramezzini, questi se li hai presi Franz, tramezzini al tonno, delle patate a spicchi, 1 chilo. Boh, staremo a vedere. Si è congelata la zucca. Si è congelata la zucca con le patate sopra. Ho preso la zucca già tagliata perché mi è molto più comoda, non ho voglia di stare lì a tagliare io. Ne ho prese 2 confezioni e io lo metto in congelatore. Qui c'è la bietola per fare minestrone. Franz si è preso queste, le lasagne già pronte, non lo so se le volute prendere lui, non andiamo a discutere. Per comodità ho preso 2 pacchetti di carote già tagliate a rondelle. Queste sono la comodità, ragazzi. Queste tra l'altro sono quelle da 250 grammi a pacchetto, sono già cotte, precotte e quindi sono facili da preparare, comode e veloci. Poi ho voluto comprare i ravioli asiatici ripieni di carne di pollo. C'è anche la bustina di salsa di soia che adesso è andata qua di traverso, ma era qua in realtà, vabbè. Scadenza 14 febbraio, ficchiamola in frigo e siamo a posto. E per provare ho voluto comprare questi burger, mini burger agli spinaci e i burger ai broccoli. Grassi ce ne sono, proteine anche, però sale ce n'è tanto, ad esempio in queste cose già pronte. È da tanto che non li mangio e non credo facciano male se mangiati nelle quantità giuste e facendo movimento. Lattughino, queste sono confezioni da 125 grammi, 2 di lattughino e 2 di cuori di iceberg. Eccole qua, contrario. Guardate che carine queste confezioni piccole, belle. Anche queste sono, no, queste sono da 200 grammi. Eccolo qua, cavolfiore romanesco, ne ho preso uno piccolino, lo userò tutto per il minestrone in sostanza. E 2 peperoni. Per i prezzi, dopo vi faccio vedere lo scontrino, così da darvi un attimo un'idea sui prezzi di questo negozio. Poi ho voluto provare a prendere questi della linea Fit and Crunch per la mattina, per la colazione. Io li trovo molto comodi.
So che comunque questi prodotti anche contengono tanti zuccheri, eccetera, eccetera, però alla fine se si ha una vita non sedentaria possono andare bene anche questi, e se non si hanno problemi di salute. Sempre quello è il discorso, ci tengo a sottolinearlo perché non vorrei venissero fuori discussioni sotto al video. Poi pan bauletto, uova, per provare il cura lavatrice. Questo è il marchio dell'Aldi, Tandil, e non ho preso solo questo, ho preso anche uno spray per il bagno, per pulire il bagno, per provare. Siccome erano in offerta ho preso anche i tovaglioli natalizi, erano a 49 centesimi a busta invece che 1,49 euro, erano scontati di 1 euro, sì. Ho preso questi con gli alberelli, diciamo che sono tovaglioli da montagna, sono gli alberi. Franz si è preso questi calzini, boh, staremo a vedere, secondo me si restringeranno lavandoli, Comunque si è preso questi calzini. Poi ha voluto comprare, io me ne berrei una, ha voluto comprare 2 Coca-Cola, 2 lattine. Da provare ho preso le salviettine per pulire gli occhiali, le lenti degli occhiali. Ho voluto prendere, sempre per provare, le spugne per i piatti, però 100% naturali. Ho visto che vanno tanto di moda, ho detto proviamo a comprarle. Ho preso dei guanti perché, per i piatti, per lavare i piatti, perché non sempre uso la lavastoviglie, e quindi mi sono presa i guanti perché ero senza. E qui ce ne sono 3 paia dentro e sono costati, guanti casa 3 paia, 1,49 euro, quindi non sono costati tantissimo, e li ho trovati fucsia, taglia S, fucsia, miracolo. Banane, la salsa di soia, poi ho preso il mio ketchup preferito, poi ho preso questo da provare, il brodo granulare classico, già pronto perché mi è più comodo. Sempre già pronti pesto vegetale e il ragù vegetale alla soia. Mi sono presa le castagne, queste dovrebbero essere senza niente, cioè solo castagne, senza sale, senza niente, perfetto. 3 kg di arance tarocco, una rete di patate, queste sono quelle della Sila, mezze penne rigate, le pennette sono da 500 grammi e sempre da 500 grammi i sedani. Questo è il marchio proprio dell'Aldi. Queste, per provare, questo rotolone di carta, c'erano le POTS che su Amazon sono a 10 euro, in questo momento oggi sono a 10 euro e qualcosa, invece lì sono costate 7,99. Tandil Eco, quindi marchio Aldi. Ho preso questo che è un detergente per il bagno, poi ho preso lo sgrassatore classico, il latte senza lattosio, l'HD, questo però è l'1% di grassi, quindi è quello più magro. Io sono abituata adesso a prendere quello intero, sì, quello più grasso del Zimil, però vabbè, sempre senza lattosio. Quindi 3 litri. E ci sono le 2 cose extra, a parte i calzini ci sono queste altre 2 cose extra. Allora, ho voluto comprare questi contenitori, bello, mi piace. Allora, io voglio tornarci lì all'Aldi, se la prossima volta li trovo compro un'altra scatola di questi contenitori. Questa è l'ultima cosa extra che abbiamo preso oggi. Adesso apro per vedere con voi com'è sta roba. Comunque, questi contenitori, e sono 2 di questa dimensione e uno più alto, e quello più alto che è fatto così invece. Ok, non so per cosa li utilizzerò, adesso devo pensarci, perché appunto vorrei prenderne altri di fatti così, perché vorrei sistemare e riorganizzare questa parte di cucina, di mobile, e in realtà vorrei sistemare anche questa parte di mobile, questa e quella qua sotto, però mi servono dei contenitori che devo andare a cercare dai cinesi, che sicuramente ci sono. Questa è stata la spesa di Aldi, quindi 127 euro, però alla fine di cose ne abbiamo comprate. Nel caso voi conosceste già questo negozio, magari
consigliatemi qualcosa da comprare, se c'è qualcosa che vale veramente la pena comprare. Pepe è tornato a trovarmi, quindi con Pepe in braccio, però così è scomodo, la situazione qua, con Pepe in braccio io vi saluto. Lui inizia a fare pane perché è contento di essere in braccio, perché lui vivrebbe così, praticamente appiccicato a me. Miro, tutto il giorno appiccicato a me. Fai pane, sì, fai pane. Lui è contento, lui è felice. Lui è felice così. Comunque io e Pepe vi salutiamo. Vi ringraziamo per essere stati qua sul canale, qua a guardare questo video, vero Pepe? Devo spegnere, come faccio? Sì. Forse riusciamo a spegnere il video. Pepe, alla prossima. Aia, no, sulla faccia. Bubi, che pusa di piedi. Ciao. Mi stavo dimenticando dello scontrino e vi fate un po' un'idea del costo della roba. Questo è lo scontrino di Aldi. No, Pepe, prendere lo scontrino. Questo era, mi mancava lo scontrino da farvi vedere perché mi stavo dimenticando.